La Venezia del secolo scorso, i mestieri di una volta, i tramonti, gli scorci, la passione e il turbamento, l'umanità e i mutamenti ambientali. Sono tele ma sono anche sculture in legno, pietra, argilla. Autore Roberto Colussi, in arte Rocco, artista veneziano, bassanese d'adozione, che in quartiere San Marco, in città, ha allestito quella che più che una sala espositiva può essere paragonata a uno scrigno. Le opere in mostra sono solo la punta di un iceberg fatto di moltissimi altri capolavori nascosti che sbucano da dietro un angolo, da dietro un'altra tela, da dietro una scultura, per raccontare un lavoro lungo oltre 50 anni. Mi considero il pittore della Venezia minore, cioè quello che è andato alla scoperta di tanti angoli di Venezia che sono bellissimi ma che nessuno vede. La bellezza dell'arte per me è anche la conoscenza del mondo in cui viviamo. Negli ultimi anni Rocco ha intrapreso anche il cammino della scrittura e allora la rivisitazione del Pinocchio di Collodi, narrato agli adulti, o il racconto della sua città, la sua Venezia, andando a sublimare una sua grande passione, quella per i libri e il potere delle parole affiancate al colore, come afferma Angela Vidale, da 30 anni moglie dell'artista, sua musa ispiratrice, sempre al fianco del compagno. Adesso per lui la vita è un libro in mano, un libro in tasca, un libro in borsa, questa è la sua vita. Per lei cosa significa vedere i lavori fatti da suo marito? È come se ci fossero tanti pezzetti dell'uomo che vive con lei. Qualche volta mi riempiono di gioia, qualche volta quando dipinge per esempio i campi di concentramento mi prende l'angoscia, perché io sono convinta che gli esseri umani siano tutti buoni e mi sforzo con quello.